Buongiorno a tutti, buongiorno, come state? Spero che state tutti bene. Oggi facciamo la marmellata di mele codogna. Abbiamo preparato gli ingredienti lavati, ora li sbucciamo, i limoni, si devono mettere anche i limoni. Di questo periodo si fa la marmellata, alcuni la chiamano la codognata. Se si fa un pochino più morbida si mette nei vasetti, oppure si può fare un pochino più ristretta, si mette nelle formine e si può seccare al sole se c'è il sole, e si mangia anche nell'inverno come la mostarda con la frutta secca. Questa si fa nel cannestro di Natale. Ho messo il limone tagliato perché ora io li pulisco, li taglio a fettine, li passo qui con l'acqua e il limone e poi li metto qui dentro a bollire, e si fanno bollire con tutte queste fettine di limone. Poi quando sono belle cotte si scolano e si toglie tutta quell'acqua di cottura, e si tolgono anche queste fettine di limone, si tirano via e si passa tutto nell'insieme, si passa nel passaverdure. Si pesa, alla fine quando è tutto pronto si pesa e secondo la quantità si mette lo zucchero. Sono un pochino duri. Ci vuole un pochino di tempo e di pazienza. Si deve pulire tutto questo, si toglie i semini, questo si toglie pure. Ci vuole il tempo per prepararli, non si fa subito, ci vuole un pochino di tempo, ci vuole. I limoni si mettono per non farlo annerire, così restano belli bianchi e quando è pronta viene un bel colore. Si ossida veramente all'istante? Sì, ma poi quando si fa bollire con queste fettine di limone diventano di nuovo bianchi. È un pochino faticoso perché comunque la polpa è molto dura e richiede un po' di tempo. Fateci sapere come la preparate voi questa marmellata, se l'avete fatta qualche volta, qual è la vostra ricetta. Ma la pazienza una volta non mancava. È vero, nonna Carmela, perché un po' tutti facevano questi lavoretti poi a casa. C'era anche più tempo a disposizione perché ora tutti vanno a lavorare. Una volta c'erano le persone che stavano in casa pure per fare questi lavori. La gente di casa non li vuole fare più nessuno. Allora si dice che la compriamo una boccettina di marmellata. Si dice sempre non vale la pena. Sì. In pentola. La prima fase l'abbiamo fatta, tutti puliti, sono pronti per andare sul fuoco. Siamo di nuovo qui, li abbiamo fatto cuocere un'ora, quando sono belli morbidi così sono pronti. Ora li esco per farli asciugare un pochino, il limone si toglie, man mano che lo incontriamo. Ho fatto con la macchinetta le mele codogne già passate, o li fate col passaverdure. A me mi è venuto difficile col passaverdure e ho preso la macchinetta, quella che faccio il pomodoro, perché se no perdevo molto tempo. L'importante è che viene passata, setacciata, bella fina. Ecco, questa è la polpa, vedete il colore che ha. Sto mescolando lo zucchero, era 3,5 kg di polpa, per la ricetta ci vorrebbe 3,5 kg di zucchero. Magari se ne mette un pochino di meno, però a piacere, ma la ricetta è quella. Ogni chilo di purea, 1 chilo di zucchero. E deve cuocere, ora si mette sul fuoco di nuovo e da quando viene a bollire deve cuocere un'ora. La marmellata è pronta, l'abbiamo invasata nei vasetti e si gira così, mentre che è caldissima si gira sotto sopra e così fa il sottovuoto. I vasetti vanno sterilizzati prima, in acqua bollente, i tappi pure, e ogni volta devono essere sempre i tappi nuovi. O si fa così per fare il sottovuoto, oppure se volete essere più sicuri mettete i vasetti in una pentola e li fate bollire di nuovo con acqua, e così siamo sicuri che non rischiamo di perdere la marmellata e dura anche 2 anni. Il mio lavoro l'ho fatto, speriamo che vi è piaciuto. Volete provare questa marmellata di mele codogna? Ho fatto del mio meglio.